e un grazie sentito, tanto più sentito per questa prima rappresentanza della regione Friuli Venezia Giulia. Quando vediamo la stella alpina, la stellute, che è il simbolo di una meravigliosa zona di montagne, sezione Carnica, Carnia Fidelis. Dalla Carnia e dalla sua stella alpina fino ad arrivare a Udine, passando per tutti i battaglioni, brigate che caratterizzano il Friuli, come di consueto il momento della sfilata delle penne nere è stato qualcosa che ha catalizzato l'attenzione di tutti e ha portato alla memoria tanti ricordi. Alla Dunata di Vicenza non è mancato il momento in cui tutto il Friuli si è fermato a salutare i propri eroi, dalle portatrici carniche nel nome di Maria Plonsner-Mentil fino ad arrivare al battaglione di Gemona, per culminare nella sezione Ana di Udine con i Veci che hanno sfilato tra le maglie della fanfara della brigata alpina Giulia. Di valli verdi e intonse che questi alpini della sezione Carnica, con il loro lavoro, il loro impegno, la loro passione, contribuiscono a salvare. La fatica delle balze delle Alpi, di quelle rocce bianche, ruvide, piene di cristalli di silicio che si illuminano e spiccano nel blu della notte. E poi c'è chi conosce invece l'acqua cristallina del Nadison. Siamo in terra friulana e l'invito che abbiamo fatto inizialmente vale anche per loro. Ragazzi del Friuli, stringere sotto, noi siamo determinati, siamo corti di poche parole, stringere sotto! Oh che bel castello, oh che bella gioventù! Oggi ritornano per la 95esima adunata nazionale, ritornano a Vicenza, nella terra veneta e prossima alla terra e alla cultura friulana, ritornano per cantare all'unisono Oce Bielce Stella Udin, Oce Biele Gioventù. Proprio Udine, che solo un anno fa fu teatro della Dunata nazionale, oggi ringrazia Vicenza per un passaggio di testimone che è stato importante e sentito. Tanti ricordi che riaffiorano nel vedere tutti quei difensori della patria che sfilano per rinsaldare i valori di una terra che ha sempre saputo rialzarsi dalle sofferenze, che hanno iniziato il loro sfilato e che hanno iniziato il loro sfilare proprio dopo i volontari della protezione civile, sentimenti che accomunano tutti gli alpini d'Italia. Noi vorremmo tante cose, vorremmo soprattutto che l'Italia imparasse o volesse amarci così come siamo, per quello che siamo e per ciò che siamo capaci di dare.